La variante Omicron, 2 nuovi casi, uno in Veneto e l'altro in Alto Adige. Si tratta di persone rientrate dal Sudafrica. L'inviata a Padova, Felicita Pistidì. È da questo laboratorio che è arrivata la conferma. Istituto Zooprofilattico delle Venezie, primo caso di variante Omicron accertato in regione, un uomo del Vicentino, rientrato dal Sudafrica. Ci sono stati inviati anche i tamponi della moglie e di un figlio. Essendo persone conviventi, è molto probabile che si tratti della stessa variante. Stanno tutti bene, sono senza sintomi a ora, ma si attendono analisi più approfondite e la mutazione non sembrerebbe essere particolarmente aggressiva. Un altro caso si registra anche in Alto Adige, ma resta la Delta, la variante dominante, quella che fa salire i numeri. Oltre 2000 casi oggi in Veneto. Tanti contagiati, ma in proporzione molti meno malati gravi di quanto non fosse nelle ondate precedenti. Come sappiamo è il vantaggio del vaccino. Il professor Vianello dirige la terapia subintensiva, 16 letti, tutti occupati, la possibilità di arrivare a 35. La maggior parte dei pazienti è non vaccinato. 25% vaccinati, non vaccinati giovani, vaccinati anziani con comorbidità. Buonasera. I dati del contagio visti da qui, dalla farmacia di Vo Euganeo, prima zona rossa d'Italia, insieme a Codogno, dietro al bancone il sindaco incollato al telefono. Pronto? Deve organizzare i tamponi, soprattutto le vaccinazioni. In Veneto percentuali molto alte. Stupisce che dove tutto è cominciato quasi 1 su 5 non abbia fatto nemmeno una dose. Ieri ne abbiamo fatti 16, non è assolutamente facile, poi adesso sta arrivando questa ondata. Un ulivo all'ingresso del paese ricorda la prima vittima del Covid in Italia, quando non si sapeva nulla del virus e si procedeva disarmati.